70-75 anni, capelli brizzolati, una leggera barba bianca, indossava un giubbino nero leggero e pantaloni della tuta neri. Le scarpe erano bianche con una striscia azzurra da ginnastica, la bici una atala nera da donna con il cestino volato via a causa dell'impatto. Non ha ancora un nome l'anziano rimasto ucciso lunedì nel tragico incidente avvenuto a Pieve di Curtarolo lungo la strada provinciale Valsugana. Erano le 15:30 quando l'uomo, che viaggiava in direzione di Cittadella e forse aveva provato ad attraversare la strada, è stato investito da un SUV condotto da un residente nel veneziano che è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Padova, che ha autorizzato la diffusione di queste immagini. Da quel momento gli agenti della polizia locale del Medio Brenta sono al lavoro per dare un nome alla vittima e per capire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Con loro anche il comune di Curtarolo con la sindaca Martina Rocchio. Tenuto conto che l'anziano viaggiava in bicicletta, si presume possa essere chiaramente nel nostro territorio. Comunque gli uffici dell'anagrafe stanno collaborando ovviamente con le forze dell'ordine per capire magari da qualche dettaglio di riuscire a risalire a chi fosse questa persona. Ad oggi non ci sono state, non sono state sporte denunce di scomparsa. Un incidente che pone l'accento ancora una volta sul tratto padovano della strada Valsugana, collegamento nord-sud per tutta la regione, al centro di un'area industriale, artigianale vasta. Il tratto tra Vaccarino di Piazzola sul Brenta e Cittadella resta ancora un tratto di strada provinciale. Mi sono seduta in questi ultimi 7 anni su tanti tavoli per confrontarmi e per portare le problematiche del mio territorio, ma di tutto l'asse, perché come si diceva prima, da un flusso del traffico che è stato fatto da provincia e regione parliamo di circa 25.000 mezzi, anche pesanti, ma molto probabilmente ce ne saranno anche tanti di più. Quindi voi capite l'importanza di trovare delle soluzioni, quindi anche nelle prossime settimane continuerò a parlare anche a tutti gli enti sovracomunali per trovare soluzioni mirate.